Potere al popolo. Con un saluto, Sammy Varin, Potere al Popolo, 8 minuti dopo le 11. Ben ritrovati alla nostra controinformazione. A proposito di controinformazione, c'è il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Con il buongiorno alla deputata della Lega, Vanessa Cattoi. Ciao! Buongiorno, ciao, buongiorno e buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori. Bello averti con noi. Allora, prima di tutto, Grazie. le notizie oggi non sono assolutamente due, ma magari tre o quattro. Prima di tutto, parlando di ospedali, l'abbiamo trovato in rassegna stampa, ricordiamolo ancora, Careggi, Ancona e Humanitas, i migliori ospedali d'Italia. E queste sono soltanto belle notizie. Ma a proposito di cure, a proposito di chi purtroppo deve assumere un giro di cure importante, c'è un'altra bella notizia, una proposta di legge a tua prima firma per riordinare, per seguire meglio il percorso del malato. E c'è una figura che sono certo molti di voi non hanno mai sentito nominare, la figura dello psico-oncologo. Di cosa si tratta, Esatto. Vanessa? Sì, innanzitutto grazie per darmi la possibilità proprio allo scadere del mese di ottobre, ricordiamolo, sta finendo, però il mese di ottobre è il mese proprio della prevenzione del tumore al seno, il mese dove si cerca di parlare molto e di investire anche sulla comunicazione e l'informazione degli stili di vita, dell'importanza della prevenzione degli screening. Ma appunto la proposta di legge in questione è la proposta 481, è sia mia prima firma, però vorrei ricordarlo, nasce da un progetto che è quello dell'intergruppo Insieme per un impegno contro il cancro, grazie al quale abbiamo una stretta collaborazione tra noi parlamentari, devo dire di tutto l'arco parlamentare, quindi indipendentemente dall'appartenenza partitica siamo veramente trasversali in questo intergruppo da destra a sinistra, e questo anche è un motivo d'orgoglio, perché si parla sempre della politica che bene o male litiga o si divide anche su questioni importanti. Con questo intergruppo riusciamo comunque a portare a casa, tante volte anche ad organizzarci su proposte legislative che raccolgono l'unanimità, insomma, di tutti i membri dell'arco parlamentare. Questa nello specifico è quella sullo psico-oncologo. Dicevo, nasce dal progetto La salute è un bene da difendere, un diritto da promuovere, che noi parlamentari che facciamo parte dell'intergruppo abbiamo sottoscritto questo impegno di legislatura sui temi dell'oncologia. La figura dello psico-oncologo è una figura specifica, cioè che va a seguire il paziente, il malato oncologico, fin dall'inizio e quindi fin dal momento in cui viene diagnosticata la malattia, e quindi nella fase iniziale, che poi anche per tutto il seguirsi dell'iter ovviamente di cura del paziente, e quindi vengono coinvolti direttamente per tutta la parte sia diagnostico-terapeutica, sia nella parte assistenziale, sia nella fase dell'accoglienza proprio del paziente, del malato oncologico, che della comunicazione anche della diagnosi, perché quello è un momento molto particolare, molto difficile da gestire anche per la parte medica, sanitaria, e poi anche per tutte le valutazioni che poi vengono trattate e vengono decise di concerto con tutta l'equipe della Breast Unit. Questa proposta di legge cosa prevede? Di inserire questa figura dello psico-oncologo. Ad oggi vorrei chiarire che non abbiamo, e anche su questo stiamo lavorando come intergruppo, non abbiamo una figura specifica dello psico-oncologo, ma abbiamo dei corsi, dei titoli di formazione post laurea che permettono di avere questo tipo di abilitazione. Abbiamo una società che è SIPO, la Società Italiana di Psico-Oncologia, che mette a disposizione questi corsi di formazione specifici, e quindi cerca di orientare quello che è lo psicologo, che ha un approccio molto generale, per cercare di calarlo sulle necessità e le esigenze non solo del malato oncologico, ma anche di tutto il nucleo familiare, perché sai benissimo che quando un malato ovviamente ha notizia di avere questo tipo di malattia, poi viene coinvolta tutta la famiglia, vengono coinvolti più aspetti, sia l'aspetto lavorativo, sia l'aspetto appunto legato alle cure sanitarie, sia l'aspetto legato proprio alla quotidianità e alla vita di tutti i giorni, e quindi serve una figura specifica professionale. La proposta di legge prevede di inserire questa figura professionale in modo stabile
all'interno delle Breast Unit, facendola entrare nel team multidisciplinare e quindi permettendo a questa figura di essere presente dall'inizio alla fine del percorso del malato oncologico, sostenendo lui, ma anche tutto il nucleo familiare che ovviamente vive questo percorso della malattia, che alle volte può essere più o meno lungo, ovviamente a seconda anche della tipologia del cancro e della malattia che si deve andare ad affrontare. Quindi questa proposta di legge, noi anche ieri eravamo dal ministro Schillaci, abbiamo ricordato che è importante per l'associazione dei pazienti, che ieri erano rappresentate anche dalla presidente Anna Maria Mancuso, con me c'era anche il senatore Liris, che è coordinatore dell'intergruppo al Senato. Abbiamo fatto presente, tra le tante cose, l'importanza per le associazioni di andare appunto approdare anche in sede referente, quindi nella commissione di merito, con questa proposta di legge che si vuole far calendarizzare per fare in modo che si avvii questo iter legislativo che permetta l'inserimento strutturale di questa figura molto importante all'interno della Breast Unit, inserendola in un approccio multidisciplinare e ovviamente andandola a inserire in tutte le fasi, come dicevo prima, della malattia. Oltre a questo c'è una novità, perché ieri noi stiamo già lavorando come intergruppo, non ci fermiamo, abbiamo tante proposte e abbiamo sottoposto all'attenzione del Ministro anche la nostra idea, che è maturata grazie a una stretta collaborazione anche con l'Università di Pavia, ma anche con tutto il mondo SIPO e tutto il mondo della psico-oncologia, con il quale ci siamo confrontati e raffrontati, perché c'è l'intenzione di sottoporre all'attenzione appunto del MIUR, di concerto anche con il Ministero della Sanità, una proposta di istituire proprio una specializzazione, quindi una laurea specialistica sulla psico-oncologia, proprio perché così si andrebbe ancora di più a definire e a normare attraverso anche un'istruzione ad hoc. Come dicevo, ad oggi è possibile grazie ai corsi di formazione post laurea che vengono erogati da SIPO, ma così si andrebbe ad inserire sempre di più e sempre meglio una figura che sia consapevole e abbia maggiori competenze per seguire il malato oncologico in tutte le sue fasi, dall'inizio alla fine e anche poi nel percorso che un malato porta avanti comunque di controlli periodici, nonostante appunto venga definito guarito, ecco, sotto l'aspetto sanitario. Quindi anche questo è molto importante. Devo dire la verità che il Ministro si è dimostrato sempre molto attento e molto disponibile, perché sul tema dell'oncologia non è scontato, ma abbiamo anche in manovra, visto che abbiamo proprio incardinato questa settimana nella commissione qua, la mia commissione a bilancio alla Camera, anche la manovra sul tema legato ai farmaci innovativi piuttosto che alle cure palliative. Anche in manovra abbiamo dei segnali molto importanti che sono già stati dati dal Ministro stesso nel testo base della manovra di bilancio, e quindi devo dire che insomma l'attenzione c'è massima, e noi anche come intergruppo e come parlamentari che facciamo parte di questo intergruppo continuiamo a pungolare e tenere alta l'attenzione su un tema che è veramente fondamentale. Ricordiamolo, purtroppo abbiamo i dati che lo dichiarano, abbiamo sempre più malati oncologici, bene o male in ogni famiglia abbiamo un familiare che è affetto da questo tipo di patologia. Siamo anche fiduciosi perché grazie alla ricerca e grazie ai farmaci innovativi, alle cure one shot e altamente innovative, riusciamo ad avere delle aspettative sia di guarigione che di vita che 10-15 anni fa erano veramente impensabili. È opportuno e bisogna assolutamente tenere alta l'attenzione e continuare anche attraverso la nostra azione legislativa, stare a fianco soprattutto dei malati oncologici, cercando di dare sempre dei segnali concreti in questa direzione. Quindi è un dovere che noi abbiamo, visto anche l'impatto che ha sulle vite di tutti noi. E noi vi seguiamo assolutamente e quotidianamente. Grazie Vanessa Catoi, deputata della Lega. Buon lavoro. Grazie ancora e buona giornata anche a voi. Grazie. Qui Parlamento. Va ora in onda Focus Emilia Romagna. Controinformazione pura, quella territoriale di Radio Libertà. Ci colleghiamo con l'Emilia Romagna, ci colleghiamo con il capogruppo della Lega a Bologna, presidente commissione bilancio, ma anche candidato alle prossime elezioni in Emilia Romagna, Matteo Di Benedetto. Ciao!
Ciao Sammy, come stai? Bene, bene, bene. So che sei di fretta perché è sempre in giro ad ascoltare la gente, ma la domanda che ti faccio è come sta andando? Ci siamo sentiti quando hai dato l'annuncio. Io mi candido su Bologna come consigliere regionale della Lega per le elezioni del 17 e 18 novembre. Nel frattempo è passato qualche settimana, sono passate e sono successe cose. Abbiamo vinto in Emilia-Romagna, la preoccupazione della sinistra quest'oggi su tutti i quotidiani per la regione Umbria, che pensavano di vincere come non mai, e qualche tentennamento, devo dire, anche per l'Emilia Romagna, perché insomma le cose non vanno così tanto bene per la sinistra. Matteo Di Benedetto, come sta andando la campagna? Ciao Sammy, la campagna sta andando bene. Siamo come sempre, devo dire che per la Lega è più facile che per altri fare campagna elettorale, non perché siamo più bravi, ma perché siamo abituati a stare sempre tra le persone, a girare le periferie, a andare incontro ai cittadini, e diciamo che tante altre realtà politiche, partendo dal Partito Democratico, fanno abbastanza fatica a uscire dai centri delle città. E allora quando poi noi invece riusciamo ad arrivare in ogni frazione, in ogni comune anche sperduto sui monti. Faccio un esempio: ho fatto un convegno con Claudio Borghi, che ha 1 ora e mezza da Bologna, in un comune della provincia di Bologna, disperso sui monti, in una frazione che già era stata anche alluvionata, quindi figurati. E la gente che era lì, la prima cosa, non smetteva di dirci: ma non è possibile che siete venuti fin qua per noi. Qual è la ragione? Perché la Lega è questo: la Lega è ascolto del territorio, la Lega è ascolto anche delle periferie, anche dell'ultimo agricoltore disperso sui monti, come in questo caso, per raccogliere tutte le problematiche dei cittadini, non solo quelle dei centri città, che noi rappresentiamo, e bene, ma ci sono tutti. E allora, in questo contesto, alla luce dell'alluvione, di quello che è accaduto, delle gravissime mancanze della nostra regione sull'alluvione, la Lega ha un passo in più, perché noi siamo abituati a sporcarci le mani, siamo abituati a dare una mano a chi ha perso tutto, siamo abituati veramente a vivere il territorio al di fuori di ogni quadrato ideologico. Quando le posizioni politiche e gli scambi si spostano dal destra-sinistra al bisogna fare gli invasi, servono le vasche di laminazione, perché lì non è stato fatto un bacino di espansione, perché non si può utilizzare questo determinato prodotto per difendere le colture in Emilia Romagna, invece in Veneto sì. Cioè, quando si passa ai problemi concreti, noi abbiamo una marcia in più. Quindi la campagna elettorale sta andando bene, purtroppo sono successe cose molto gravi in Emilia Romagna e bisogna porre rimedio, perché siamo rimasti indietro di 15 anni a causa della sinistra. È questo che la Lega deve assolutamente tamponare, ed è chiaro, e chiede a voi un cambiamento di rotta, cittadini dell'Emilia Romagna, che sta già avvenendo lentamente in altre zone d'Italia, anche le più rosse, e che deve avvenire anche in Emilia Romagna per far capire che ciò che è successo finora non si può assolutamente perdonare. Matteo Di Benedetto, ricorda dove sei candidato e, perché no, magari se hai qualche appuntamento dove ti si può incontrare nei prossimi giorni in quelle di Bologna. Grazie Sammy, appuntamenti ne ho tutti i giorni. È da 1 mese che tutti i giorni sono almeno in 2 comuni diversi, perché devi sapere che la provincia di Bologna ha 55 comuni, quindi senza venir meno al mio impegno da consigliere comunale, sono ogni giorno in 2 comuni diversi, e quindi oggi abbiamo un appuntamento molto importante nella città con diversi imprenditori che si sono un po' rotti le scatole di questa sinistra. Domani siamo stati a Castenaso, siamo a Castel San Pietro, domani andiamo da delle associazioni che sono molto arrabbiate per l'alluvione, e andiamo avanti così. Trovate tutti i miei appuntamenti sul canale WhatsApp Matteo Di Benedetto, sul sito matteodibenedetto.it, sui social, ovunque. Sono veramente troppi, starei a elencarli per ore, perché, ripeto, è importante andare a incontrare. Ieri ho incontrato un gruppo di 8 persone, anche loro mi hanno detto: ma perché sei venuto fin qui sapendo che eravamo 8? E ho detto: ma perché in questo comune voi avete lo stesso diritto di essere ascoltati di quelli del centro della città. Quindi ci siamo, ci trovate ovunque, le proposte le trovate sul sito,
La cosa principale è l'emergenza, quindi tutela del territorio, tutela anche degli agricoltori con delle proposte mirate perché sono stati devastati dalle scelte dell'Emilia Romagna, e quindi lotta al dissesto idrogeologico, perché bisogna cominciare a usare gli stessi strumenti che la Lega utilizza già in Veneto e in altre regioni. Poi la sicurezza delle città, la lotta per la famiglia perché sia tutelata e non bistrattata come fa l'Emilia Romagna, e l'accessibilità ai servizi e agli spazi, perché noi abbiamo il primo Ministero della disabilità è della Lega, e siamo i primi ad aver cominciato a portare in concreto il tema della disabilità e quindi dell'uguaglianza vera delle persone con disabilità dentro le istituzioni, non a parole ma coi fatti. Quindi queste sono le prime battaglie che portiamo avanti, noi ci siamo, contattateci, metteteci anche alla prova, siamo a disposizione, al servizio dei cittadini, perché questo è lo spirito della Lega, il servizio alla comunità. Grazie Sammy. Proprio così, non soltanto parlare, sono capaci tutti di parlare, sono anche bravi, ma è arrivato il momento di ascoltare e dare risposte. Matteo Di Benedetto, candidato Lega, 17-18 novembre per Bologna e provincia. In Grazie tutta la Matteo. provincia. Grazie Sammy, Buon davvero lavoro. gentilissimo, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, siete fortissimi, andiamo avanti così, dopo l'Umbria, e che mi auguro dopo la Liguria, dopo l'Umbria liberiamo anche l'Emilia Romagna. Ah, mi piace quando canta. Bella, bella questa canzone di Federica Casiglia. Capirai, lei arriva da Palermo, è cresciuta sui palchi con i musical e intorno allo studio di registrazione di famiglia. Ed eccola qua che ci manda un saluto. Ciao amici di Radio Libertà, sono Federica Casiglia, direttamente da Palermo, e quello che state per ascoltare è il mio nuovo singolo.
Si chiama Capirai ed è un brano introspettivo che parla della paura di diventare grandi e della voglia di riuscire a realizzare i propri sogni. Buon ascolto! Ciao! Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Non fategli a me i complimenti, la musica indipendente che trasmetto esiste davvero, anche se non viene passata dai grossi network. Capirai di Federica Casiglia, ma intanto mancano pochi minuti, arriva un altro ospite, avremo uno storico leghista su queste frequenze. Intanto però gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Chi mi sente in diretta? CQ, oggi è mercoledì 30 ottobre alle 20:30 c'è Aurora Lussana, a proposito di storici leghisti, che presenta il suo libro al municipio di Villa Guardia, siamo in provincia di Como, L'Umberto, l'uomo che ha inventato il Nord. Aurora Lussana, ex direttrice di Telepadania, del quotidiano La Padania, questa sera ore 20:30 presenta il suo libro al municipio di Villa Guardia in provincia di Como. Tra gli appuntamenti da non scordare, signori, la festa di Palazzago. Già, si apre proprio quest'oggi a Palazzago in provincia di Bergamo la festa della Lega di Palazzago, e l'evento clou è per questa domenica 3 novembre. Questa è una nuova datazione. Si festeggiano i 40 anni di grande amore con la festa della Lega bergamasca tra passato, presente e futuro. Domenica 3 novembre a mezzogiorno alla festa di Palazzago, parlamentari, assessori regionali, consiglieri regionali bergamaschi della Lega, con il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, e soprattutto una gran mangiata in compagnia per soltanto 25 euro. A partire dalle 12:30 a Palazzago, area feste via Annunciata presso la Soca Fest, che attiva proprio da quest'oggi 30 ottobre fino al 3 novembre. Una bella idea anche approfittare, se qualcuno di voi può fare il ponte, e andare a mangiare in compagnia della Lega e dei parlamentari, consiglieri regionali, insomma un appuntamento con il territorio davvero da non mancare. A proposito di appuntamenti da non mancare, questo lo stiamo lanciando, ma riguarda venerdì 22 novembre, segnatelo già in calendario, soprattutto perché bisogna prenotarlo, a Palazzo Pirelli a Milano, venerdì 22 novembre dalle 10 alle 13, gli Stati Generali della Sanità della Lega, in collaborazione chiaramente con il Dipartimento Sanità. Segnate in calendario, venerdì 22 novembre, Palazzo Pirelli, dalle 10 alle 13. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Focus Lombardia. Il quotidiano collegamento con il territorio dalle 11 a mezzogiorno. Ogni giorno Sammy Varin si collega con varie realtà italiane per sentirle raccontare da chi le vive quotidianamente. Oggi siamo a Magenta, comune di quasi 25.000 abitanti della città metropolitana di Milano, dove c'è uno storico leghista, e questo lo conoscete di sicuro, l'avete sentito nominare. Parlo naturalmente dei leghisti celoduristi, già consigliere provinciale, ma già molte altre cose, assessore a Magenta. Con noi Simone Gelli. Ciao. Ciao Sammy, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Come state? Tutto bene? Sì, dai, insomma, sempre belli tosti, sempre belli sulla notizia, e poi insomma fa piacere parlare con uno di quelli che la Lega l'ha vissuta quotidianamente per decenni. Simone Gelli, vuoi
vuoi raccontare un attimo qualche situazione, qualche episodio che hai vissuto in questi decenni e parecchi da leghista, e che cosa è successo che ti è rimasto particolarmente nel cuore, o comunque che hai passato e che abbiamo magari passato anche insieme, tanto per rinfrescare la memoria, è che giustamente c'è una Lega attuale, c'è una Lega del futuro e ci guardiamo intorno chiaramente per vedere che cosa si muove tra i giovani leghisti che rappresenteranno il futuro della Lega. C'è una Lega anche del presente ma pure del passato che ogni tanto va rinvigorita, ma che ci piace anche raccontare. Ho parlato prima di Aurora Lussana, che ha fatto il suo libro su Umberto Bossi, che è andato a Ruba, a Pontida, e che sta ancora presentando in queste settimane. Che cosa vuoi ricordare di questa Lega che hai vissuto in questi decenni? Ma guarda, mi sarebbero davvero tante le cose. Ricordo con piacere per esempio il primo banchetto a cui mi sono avvicinato. C'era questo banchetto magenta molto colorato, allora i gadget, c'erano davvero tante cose sui nostri banchetti, e ricordo di aver acquistato questa spilla dell'Alberto da Giussano con particolare attenzione, perché tra l'altro era un passaggio della storia che per il corso scolastico che stavo facendo avevo appena studiato, quindi acquistai questa spilletta e da lì è partita poi un po', diciamo, tutta la grande avventura. Correva l'anno 1996, quindi insomma un po' di anni fa. Dopodiché altri episodi, la piazza di Magenta, questa piazza Liberazione a Magenta, gremita di gente, ma non solo la piazza ma anche le vie limitrofe totalmente bloccate nei primi comizi di Umberto Bossi. Magenta non aveva mai, mi dicono, chi ha più anni di me ai tempi mi dissero, Magenta non aveva e non vedeva un comizio con così tanta partecipazione davvero dai tempi del dopoguerra. Quella fu, abbiamo ancora delle immagini, delle foto che furono scattate allora ai palazzi intorno. È veramente qualcosa di impressionante vedere questa piazza totalmente piena di persone ad ascoltare Umberto Bossi. Ma poi ricordo chiaramente con piacere tutte le volte che a Magenta la Lega ha vinto e ha governato, come lo fa ancora oggi, perché sicuramente ci fa piacere che i nostri cittadini approvino e apprezzino il buon governo della Lega e del centrodestra, ma non solo. Fa piacere ricordare davvero oggi i tanti militanti e sostenitori che sono passati nella Lega, che hanno dato davvero tanto tempo del loro tempo libero, della loro vita, a costruire un movimento che ancora oggi c'è, che ancora oggi ha la propria sezione, che ancora oggi esprime assessori, consiglieri, e quindi voglio dire una Lega che a Magenta ha sempre dato davvero tanto. E poi insomma, quando Umberto Bossi, come oggi Matteo Salvini, viene nella nostra città, è sempre comunque festa. Nel 2 anni fa, quindi nel 2022, quando siamo poi stati riconfermati alla guida della città, Salvini è venuto per esempio 2 volte al nostro mercato, e davvero c'è stata anche lì, anche in quell'occasione, davvero moltissima gente che è venuta ad ascoltare, a chiedere che cosa si stava facendo, che cosa si vorrebbe fare sia a livello magentino, ma poi è chiaro che la curiosità è anche rispetto a quelle che sono le mosse all'interno del governo. Ecco, sono tante cose che ci fanno capire come, nonostante le grandi e tante vicissitudini che ogni tanto percorrono anche il nostro movimento, però ci sia sempre voglia di qualcuno che racconta quello che sta avvenendo in questo paese. E chi meglio di noi, perché della Lega si può dire tante cose, ma una cosa sicuramente importante del nostro movimento rispetto a tutti gli altri, anche agli amici di centrodestra, è che noi abbiamo un forte radicamento sul territorio, che parte dalle sezioni, che appunto collega giovani e meno giovani, che collega i nostri parlamentari, che collega tutte le istituzioni, e questo significa essere un punto di riferimento, perché non ci si può
far vedere onestamente solo quando ci sono le elezioni comunali o regionali o nazionali. Noi da questo punto di vista abbiamo una vivacità sul territorio che, al di là poi delle percentuali che ogni partito va a prendersi quando ci sono le elezioni, fa della Lega ancora un punto di riferimento ai nostri territori, e chi governa chi è chiamato a governare gli enti locali, come posso essere io, ma come possono essere tante altre persone, uomini e donne, evidentemente hanno questo aspetto di dover avere un contatto col territorio importante. Non abbiamo grossi mezzi, questo è sempre stato anche l'altro elemento fondamentale, non abbiamo televisione, non abbiamo giornali di caratura nazionale, però abbiamo la nostra capacità di penetrare la società civile, abbiamo la nostra capacità di essere nelle associazioni, di essere comunque vicini alla nostra gente, di tentare nel limite delle nostre possibilità di risolvere ogni giorno piccoli e grandi problemi, e questo fa della Lega, del movimento, come dicevo, un punto di riferimento importante, e che sicuramente anche nella nuova Lega, con le nuove prospettive, con il mondo che cambia inevitabilmente, perché dal 94-95 ad oggi abbiamo assistito comunque a cambiamenti epocali, è evidente che siamo e rimaniamo un punto di riferimento per tante persone, non solo al nord, ma in tutto il paese. Ma se andiamo, e voi siete maestri in questo, a fare magari un po' di rassegna stampa anche nel mondo, ci accorgiamo che spesso e volentieri il nome della Lega è anche citato su testate internazionali, e questo perché la Lega, anche all'interno oggi del governo, è quella forza politica che, magari urlando meno, magari avendo meno voti, magari avendo qualche parlamentare in meno, ma se andiamo a mettere insieme quelli che possono essere poi il lavoro dei nostri ministri e dei nostri parlamentari, ci accorgiamo, ma ce lo accorgiamo anche noi come enti locali, come amministratori locali, di quanto sia importante poi avere delle leggi che davvero vengono anche richieste dai territori e che interpretano delle necessità dei territori. Ecco, tutto questo lo ricordo con davvero grande stima per tutte le persone che hanno governato il nostro movimento, ma è storia anche odierna per le deleghe che ho, per esempio l'urbanistica, questo importante intervento di Matteo Salvini sul tema casa sta dando una mano ai miei uffici in maniera molto importante, perché snellisce tutta una serie di procedure, dà la possibilità a tanti nostri cittadini per il patrimonio anche vetusto che abbiamo, per il patrimonio immobiliare vetusto che abbiamo, di sistemare quelle piccole cose che diversamente creavano comunque stress e problemi, e possiamo anche, e questa è la novità davvero interessante e bella, per esempio quando si parla del problema casa, possiamo anche inserire nel patrimonio di ognuno di noi, ma poi di tutte le persone che cercano a casa, studenti, giovani coppie, nuove unità immobiliari. Questo significa anche abbassare i costi e i prezzi degli affitti e delle abitazioni. Ecco, sembrano cose distanti, ma poi quando le vai a calare sulla realtà ti accorgi di quello che è il lavoro che sta facendo la Lega all'interno del governo, in Parlamento, con appunto in questo caso Matteo Salvini, ma anche con tutti gli altri nostri ministri. Quindi ecco, sono le buone cose, il buon governo della Lega si vede anche da tutti questi temi. Vero, la Lega è maturata in tutti questi anni, ma mentre tu parlavi hai fatto anche un po' di vintage, sono arrivati anche tanti WhatsApp al 340-6709-659, perché si ricordava un po' gli anni, i primi anni della Lega, quello che abbiamo fatto, combinato, e giustamente si parlava dei gadget. Allora c'è Giulia che mi ha scritto: sì, o ancora le leghe erano state coniate, le monete, le leghe, e poi il primo Alberto da Giussano, non si può scordare l'acquisto della prima statua dell'Alberto da Giussano, io in via Arbe a Milano, e c'era quello piccolino, ma c'era anche quello gigantesco, ragazzi, che costava un occhio della testa. Non sono riuscito io a beccare quello gigantesco, quello mezzano però ce l'ho ancora in sala. E
Francesca mi scrive il profumo Dur, e chi non si è mai comprato una boccetta del profumo Dur, che era anche buono, secondo me ce l'ho ancora in qualche cassetto. Insomma, ci eravamo inventati dei gadget a tema potentissimi, ma attenzione, perché molti poi arrivano qua in Bellerio, mi chiedono ancora questi gadget. Attenzione, se è vero che non riusciamo più a diffonderli su scala nazionale, ma se partecipate ad esempio a Pontida, ragazzi, a Pontida ogni sezione della Lega, ogni regione, ogni nazione della Lega che ha partecipato al grande evento di Pontida si è portata i suoi gadget, e c'erano delle cosine bellissime, come ad esempio nella sezione della Lega della Toscana io ho acquistato la pasta anticomunista, ragazzi, la pasta anticomunista è un gadget, ma io ce l'ho ancora lì incartata, non ho il coraggio di aprirla, però ragazzi è stupenda, dopo tutte queste pastasciutte antifasciste che ci siamo dovuti sopportare durante l'estate con i vecchietti dell'Ampi, come minimo una pasta anticomunista, ho letto che si farà a Merate una cassola autonomista, e anche quello, ragazzi, sono i piaceri della vita. Cioè, capite che la Lega è sempre stata un fermento, un dinamismo, un sorriso, un divertimento, perché la politica deve essere anche un sorriso e un divertimento, oltre che, come dicevi tu, saper rispondere, spesso speriamo anche risolvere i problemi dei cittadini, non sempre, è vero, ma almeno dare delle risposte. Questa è la grande importanza della buona politica, che c'è ancora, certamente. Vi dicevo, se la Lega è maturata, la stessa cosa non possiamo dire di altri movimenti, e qui naturalmente strizziamo l'occhio scherzando agli amici di Fratelli d'Italia, che diciamo molto spesso abbiamo conosciuto come persone ancora con una caratura politica da maturare, come dicevamo prima. Abbiamo visto anche a livello istituzionale figuracce che si potevano davvero evitare, ma ripeto, ci siamo passati anche noi 20 anni fa, anche la Lega era alle prime avvisaglie di successo politico, e quindi certamente ha fatto degli incespichi come tutti quanti. Simone Gelli nel frattempo non ha mai mollato la sua Magenta, adesso sei assessore a Magenta, e come minimo in questi 5 minuti che ci rimangono ti chiedo cosa si sta muovendo, che lavori state facendo, cosa c'è di importante da segnalare. E io segnalo invece quello che è stato scoperto nella tua zona, una vera e propria organizzazione per lo smercio di farmaci oppioidi, che riguardava chiaramente tutti coloro che vanno a cercare queste sostanze. L'ho visto proprio in rassegna stampa l'altro giorno. Di cosa si è trattato, Simone? Guarda, si è trattato di un'operazione di polizia che è durata molto tempo, e la cosa che mi ha fatto piacere, io tra le altre delego anche la delega alle farmacie comunali, tutto è nato sostanzialmente da alcune segnalazioni proprio di queste nostre farmacie, perché continuavano, diciamo, a vedere persone che entravano in farmacie con determinate tipologie di ricette che richiedevano appunto questi farmaci che sostanzialmente sono dei sostitutivi per chi non va ad acquistare eroina e cocaina, e quindi può, come dire, in qualche modo sopperire a questa mancanza. Da lì ne è nato un lavoro che, devo essere sincero, ha coinvolto tutte le farmacie della nostra città e i nostri carabinieri, che come ho fatto ieri ringrazio anche i microfoni di Radio Libertà, perché insieme a loro abbiamo costituito davvero un pool di lavoro e di attenzione rispetto a questo tema, quindi con tutte le farmacie comunali ma anche private, quindi con tutti i direttori si è lavorato in questo anno segnalando, valutando le cose come stavano andando, verificando tutta una serie di cose, chi emetteva queste ricette, e quindi grazie a questo lavoro, a questa sinergia si è arrivati poi alla chiusura dell'inchiesta che parte nella nostra zona, ma c'è anche un altro filone legato e che sta seguendo la Procura di Monza,
quindi voglio dire, era un'organizzazione molto ben radicata sul nostro territorio, quindi abbiamo fatto legalità, cosa non scontata in questo momento, in questi anni, ma l'abbiamo fatto perché ci eravamo accorti che come dire, potenzialmente questa organizzazione creava un danno sul territorio davvero notevole. Quindi un grazie davvero a tutti i direttori di farmacia che sono presenti qui a Magenta, quindi un grazie a tutte le farmacie di Magenta, un grazie ai carabinieri e alle forze dell'ordine che hanno lavorato con noi in silenzio, perché non abbiamo fatto pubblicità, perché lo scopo era quello di andare a prendere i malandrini, come si suol dire, e quindi siamo arrivati davvero all'epilogo di questi arresti di cui appunto si è letto e si continua a leggere proprio in questi giorni anche sui nostri giornali, non solo locali ma anche a livello regionale. Poi su Magenta segnalo per chi di Magenta che stiamo partendo anche con il piano del governo del territorio, quindi ci sarà la possibilità di lavorare per uno sviluppo sostenibile nella nostra città. La nostra città è bellissima, ma si trova anche in un territorio strategico. Pensate che siamo a 10 minuti da Malpensa, siamo a 10 minuti dallo sviluppo dell'area ex Expo di Rofiera, tra poco arriverà la strada che fortemente abbiamo voluto, quindi la dicevano Malpensa, quindi passerà anche qui sul nostro territorio, e quindi cerchiamo di lavorare in quale modo? Cerchiamo di preservare l'ambiente, perché siamo anche in un comune legato al Parco del Ticino, patrimonio dell'UNESCO, quindi turismo, che vuol dire territorio, che vuol dire Lombardia, che vuol dire comunque le nostre radici, ma anche lavoriamo per uno sviluppo, perché siamo in un territorio che strategicamente può portarci ricchezza, può portarci nuovi operatori, può portarci nuove aziende, può portarci nuovi posti di lavoro. Quindi chi vorrà investire a Magenta avrà sempre le porte aperte. Magari qualche leghista, qualche ascoltatore che vuole costruire e realizzare la nostra azienda può sapere che a Magenta ci sono le porte aperte e soprattutto c'è un territorio davvero molto dinamico, e insieme alla Regione Lombardia e anche agli altri comuni governati dal centrodestra stiamo plasmando da questo punto di vista. Ah, mi piace, un bello spottone per Magenta, facciamo il tifo per Magenta. Signori, Simone Gelli, storico, leghista, ma soprattutto appunto gran lavoratore, grande amante della propria terra, mi ha fatto davvero piacere rincontrarti e a proposito di Magenta fammi ricordare un'altra persona che purtroppo se n'è andata, che abbiamo conosciuto, che abbiamo incontrato anche qui in Bellerio, nella redazione del quotidiano La Padania e anche a Radio Padania. Se n'è andata la storica, anche lei, Adele Ferrari. È vero, Simone? È vero, ci ha purtroppo lasciato qualche giorno fa, anche lei passionaria, così come si suol dire, leghista dei tempi che furono, una collaborazione, come ricordavi, sulla pagina dei lettori della loro quotidiana La Padania, ma anche capogruppo a Magenta, con una candidatura a sindaco in cui si difese bene quando la Lega andava da sola contro tutti. Vennero eletti allora, parliamo degli anni appunto 95-96, 2 consiglieri, lei ed un altro consigliere, quindi insomma ha fatto ed è di buon grado una delle persone che, come dicevo prima, ricordavo, perché pur venendo da Milano si era inserita davvero molto velocemente nel tessuto cittadino, donna poi di cultura. Fino all'altro giorno ha anche collaborato con alcune realtà cittadine che fanno cultura, che promuovono una cultura, in particolar modo la lirica, quindi donna di cultura e cultura musicale molto importante. Ci lascia un pezzo di quella che è stata appunto la storia della Lega di Magenta. Noi ogni tanto ricordiamo tutte queste persone che hanno fatto grande movimento e non ci dimentichiamo. Io ormai più giovanissimo non lo sono più, ma non mi dimentico che se siamo quello che siamo, se sono quello che sono, quindi un amministratore d'anni, lo devo anche alle tante persone che ho incontrato
nella Lega, che mi hanno fatto crescere nella Lega, perché non lo avrebbero fatto probabilmente non sarei qui, e che mi hanno insegnato anche come si deve essere un buon amministratore locale e, come dire, con tutti quei crismi che oggi ci fanno essere ancora vicini al nostro territorio. È vero, e siamo qua tutti noi a dimostrarlo, siamo qui per ascoltare la gente. Questa stessa radio fu fondata, inventata da Umberto Bossi proprio per ascoltare il territorio, e le nostre battaglie proseguono anche in nome di chi purtroppo si è dovuto fermare. Grazie davvero a Simone Gelli, buon lavoro. Grazie e restiamo a te, in Sammy, buon contatto. lavoro a tutti voi e buona giornata. Grazie, buona giornata a Simone Gelli. Quanti complimenti, fa piacere, anche perché insomma qui parliamo di leghisti di anni e anni or sono, che hanno conosciuto tanti amici, non soltanto a Magenta in Lombardia, ma in giro per l'Italia, nelle numerosissime pontide a cui si è partecipati. Ancora una manciata di minuti prima di chiudere, ma oggi è mercoledì e ci sarà anche È tutto un magna magna. E fammi rivedere questa locandina, ogni volta viene adattata a nuove circostanze, i due amanti che si abbracciano e si baciano, e lui che dice: in Liguria ha vinto il centrodestra, e lei che dice: ah, dimmelo ancora, oh sì, vabbè, senti, noi siamo malati di politica e godiamo anche, non soltanto, anche con queste cose. Bersani che dice: come devo chiamare un bambino che è nato qui? Immigrato? E risponde Vannacci: io lo chiamo per nome, a prescindere dal colore della sua pelle o dal luogo di nascita. Vannacci oggi su molti quotidiani, perché è uscito il libro di Bruno Vespa, lo sapete, no? Ma guarda, e c'è anche il pezzettino su Vannacci, oltre chiaramente sul nostro Matteo Salvini. I giudici chiedono all'Europa di tenere qui tutti i clandestini, la locandina del quotidiano La Verità che dovete spammare a parenti e amici, perché questa è una roba veramente assurda e soprattutto decisamente politica. I magistrati rinviano il decreto paesi sicuri alla Corte europea, citando addirittura Hitler. Spunta un manuale dei giuristi per boicottare i centri in Albania. Siete ancora in tempo ad acquistare quest'oggi il quotidiano La Verità, perché racconta veramente tanta verità. Un'altra verità è il cortocircuito dell'Unione Europea, acceccata e acciaccata, che in futuro lo sarà sicuramente, dal Green. Stellantis pronta a tagliare la produzione delle auto, sì, ma di quelle termiche. Cioè praticamente i limiti di emissioni imposti dall'Unione Europea per il 2025 non sono raggiungibili se le vendite delle auto elettriche continuano a scendere, e non la compra più nessuno l'auto elettrica se non ci danno i soldi per farlo. L'unico modo, allora, guardate l'ideona, l'unico modo per non incorrere nelle multe è diminuire la produzione delle auto termiche. Capito, mi hai? Siamo completamente impazziti. Oh, complimenti a Firenze, complimenti, un bel tubazzo. Firenze festeggia, ma solo tra virgolette, quota 100 spaccate, 100 negozi distrutti per essere rapinati, sempre peggio. E ricordiamo, Firenze è una delle poche province in Toscana rimaste ancora nelle mani del PD. Anche stavolta non ci hanno visti arrivare. Altra locandina potentissima con la Slime che fa la sua faccina, però è simpatica alla fin fine. Grazie Liguria, avanti col buon governo del centrodestra con la Lega protagonista. Altra locandina potente: in Liguria ha trionfato ancora il buon governo del centrodestra. Report: comizio a urne aperte, nel mirino di Ranucci, Giuli e Toti. Domenica sera su Rai 3, durante il silenzio elettorale, Ranucci ha mandato in onda un servizio sull'arresto di Giovanni Toti. L'intenzione? Intervenire a urne aperte sulle opinioni degli elettori e incidere sugli indecisi. Scandaloso. E ripeto, nonostante
nonostante questo il centrodestra in Liguria ha vinto. Chiaro che se fosse stata la 7 l'avrei capito, ma un servizio pubblico, la RAI, che incespica una cosa del genere, vabbè che la Rai 3, tu dici, la perdoniamo allora? Bellissima, certo, la prima pagina del quotidiano Il Manifesto, l'abbiamo fatta vedere anche ieri, la platea del centro-sinistra sul palco e la scritta Pesti. Anche questa volta hanno sbagliato ricetta, ma gli vogliamo bene ugualmente, ma certo. La commissione sarà trasparente, lotterò per far interrogare Conte, signori, e qua si parla della commissione d'inchiesta sul Covid, uno dei pochi quotidiani che ne parla è il quotidiano La Verità. Ma qui mi fermo, signori, prendo fiato per 10 minuti, grazie a Francesco che ancora mi sopporta in regia, ma torniamo, 10 minuti e è tutto un magna magna. Avete ascoltato Potere al Popolo.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. È pronto! Io urlo così a casa quando è pronto da mangiare. Chi mi sente bene, noi mangiamo altrimenti. Buongiorno, buongiorno e buon appetito. 12:12, Sammy Varin certamente dalla rassegna stampa Potere al Popolo a tutto un magna magna, ma minimo per salutarvi. Vediamo il riposizionarsi delle principali notizie sui siti elettronici. C'è la Slime che sta facendo un appello. Puntiamo a essere il primo partito in tutta Italia. Servono alleati solidi. Interessa a qualcuno? Mi pare di no. Nessuno che vuole aiutare la povera Slime, mentre c'è un allarme che risuona anche sul sito di Repubblica. Allarme Umbria nel centro-sinistra. Sbagliato scegliere Conte o Renzi. Vabbè, fatto sta che insomma i sondaggi dicono che vincerà il centrodestra. E in Emilia-Romagna, guarda un po', Ucci, la roccaforte rossa teme l'effetto Liguria, paura per l'affluenza in calo. Cioè, se inizia a parlare davvero, se lo scrive Silvia Bignami su Repubblica, vuol dire che davvero c'è qualche cosa. Mentre stavano zitti, Cioè, cominciano a avere qualche dubbio anche in Emilia-Romagna. Ragazzi, tant'è che ci sarà un bello sciopero generale il 29 novembre, quanto ormai sarà troppo tardi tutto ciò, troppo tardi il 29 novembre, non si può farlo prima. CGIL e UIL scioperano il 29 novembre, dovevate farlo prima, scioperate per protestare quelli che voteranno centrodestra. No, la manovra del governo Meloni è inadeguata, sappiate, sciopero generale il 29 novembre, è un venerdì? No, tanto per sapere. Vai, è tutto magna magna, ma certo, e noi mangiamo e ci mangiamo, ma soprattutto siamo collegati al territorio. Amiamo troppo il territorio e ci arrabbiamo quando succedono le cose gravi perché qualcuno se ne fotte. A proposito del territorio, prima ringrazio Francesco che l'ha mandato in onda, è andata Janez di Davide Van des Fros, per ricordare che esce proprio questo venerdì 1° di novembre la speciale raccolta con la reincisione dei 49 successi di Davide Van des Fros, pubblicati tra il 99 e il 2015. Poi il 23 novembre Davide Van des Fros sarà al Forum di Assago. Dai, è un evento, devo dire, importantino per il territorio. C'è poi il firmacopie. Cosa vuol dire? Che dopo essere uscito l'album si può incrociare Davide Van des Fros, chi magari non riesce a essere al concerto al Forum di Assago il 23 novembre, c'è il firmacopie. Il 9 novembre a Varese e Como, il 10 novembre a Lecco, il 20 a Milano, il 14 dicembre a Sondrio. Segnate giù, ma trovate tutto su internet. Il firmacopie, cioè voi acquistate l'ultimo album di Davide Van des Fros con questa riedizione dei 49 successi più belli, e lui ve lo firma. Dai, naturalmente se lo vedete me lo salutate, perché un po' di anni fa era stato intervistato da me nella Fu e ex quella roba lì, Radio Padania Libera. Ricordi, certo. Tra gli appuntamenti da non scordare, signori, qui non c'entra niente la politica, ma c'entra il magna magna. La 40ª festa della castagna di Montella, provincia di Avellino, Campania, 1, 2, 3 e 8, 9, 10 novembre. Ragazzi, feste delle castagne ce n'è dappertutto, ma la castagna di Montella è la castagna di Montella. Questa manifestazione è nata nel 1970
77. Siamo alla 40ª edizione. È una delle manifestazioni più seguite non solo in Campania. Quest'anno per la prima volta si aprono le porte anche a artigiani e creativi, non soltanto, quindi è tutto magna magna. A rappresentare il settore degli artigiani creativi è stata scelta l'associazione Arti, Mestieri, Tradizioni, Folklore, che sarà presente con i propri espositori. La festa si snoda su un lungo e ramificato percorso che, partendo da Piazza Bartoli, raggiunge man mano i vari punti della festa. Ad allietare la manifestazione, musica, spettacoli dal vivo, mostre, laboratori, show cooking, teatrino dei burattini. Insomma, se siete in zona o se avete parenti o amici in zona, diteglielo. La 40ª festa della castagna di Montella, 1, 2, 3 e ancora 8, 9 e 10 novembre. Da non mancare, chiaramente, per farsi una scorpacciata di castagne fatte bene. È vero, e poi ci sono anche quelli che non sono capaci di fare le castagne. Autunno in festa. Dove siamo? Siamo a Roccavivi, provincia dell'Aquila, signori. Cibo, vino e divertimento a cura del Comitato Feste Patronali. Io quando sono le feste patronali divento matto e c'ho una mania. Piazza Santa Maria, Roccavivi, l'Aquila. Allora, quadrucci all'uovo con ceci e funghi porcini. È un bel casino, quadrucci all'uovo con ceci e funghi porcini. Quadrucci all'uovo, se preferite, con ceci e pomodoro, il panino con la porchetta, ma anche il tris di bruschette, taralli, vino. E però, buongiorno al comitato Roccavivi, l'Aquila, Abruzzo, che festeggia già e fa piacere questo sabato 2 novembre. Chiaro che qualcuno di voi che vuole approfittare per fare un ponticello, l'idea è assolutamente buona, ma c'è anche Nocellara Expo e questi sono fighi, ragazzi. Nocellara Expo, si sono fatti addirittura lo spottone su internet. Vediamo se mi parte, ve lo faccio vedere. No, c'è la pagina Facebook. Partecipa a Nocellara Expo, seconda sagra dell'olio e dell'oliva Nocellara del Belice. Praticamente il 9-10 novembre, siamo chiaramente in Sicilia, Campobello di Mazara Trapani, una festa dedicata all'olio extravergine di oliva tra i più apprezzati del mondo. Scopri tanti stand di street food, artigianato locale, prodotti tipici, decine di produttori di olio e di olive ti faranno degustare l'eccezionale Nocellara del Belice. Non perderti le visite guidate a monumenti cittadini e alle famose cave di Cusa, show cooking, laboratori gastronomici, e questo si magna, è tutto magna signori. 9 e 10 novembre, Campobello di Mazara Trapani, e devo dire, già solo questo uno dice basta e avanza. No, non è finito, perché torniamo a casa nostra, signori. Non mi sono assolutamente dimenticato, anche perché abbiamo mangiato da Dio un po' di settimane fa al ristorante Birreria La Loggia di Rovato, in provincia di Brescia. Abbiamo fatto uno spiedo bresciano che ce l'ho ancora qui, il profumo dello spiedo, con Radio Libertà e con tutta la lega della zona. Parte proprio quest'oggi la settimana del Magna d'una Volta. E dai, chiaro che io conosco a malapena qualche parola di dialetto bresciano, però ragazzi, da oggi mercoledì 30 ottobre a domenica 10 novembre, solo a cena, i festivi a pranzo, al ristorante Birreria La Loggia di Rovato, in provincia di Brescia, ci sono gli storici piatti che facevano i nostri nonni e i nostri bisnonni. Verranno cucinati solo piatti a base di animali di cortile. Potrete scegliere 2 portate a scelta tra le seguenti, ti faccio qualche esempio. No, non riesco a dirlo in dialetto, però. Gallina buida con l'impiom e una scodella del suo brod. Gallina bollita col ripieno e una scodella del suo brodo. Gallina coi fonse polenta. Gallina coi funghi e la polenta.
non ce la faccio, anatrine ripiene al forno con le patatine e la polenta, anatrine ripiene al forno, cioè proprio gli animali da cortile di un tempo della fattoria, l'oca con la verza e la polenta, la faraona ripiena al forno con la polenta, il pollo ai ferri con la salsa verde, il pollo arrosto ripieno con patatine e polenta. È chiaro che qua un pensierino, se siete in zona dovete farcelo, e anche se non siete in zona, fino a domenica 10 novembre, quindi ce n'è di tempo, a Rovato in provincia di Brescia, tradizioni al 100% in occasione della festa del santo patrono di Rovato, San Carlo Borromeo, e il ristorante La Loggia fa questo bellissimo regalo soprattutto ai giovani che magari questi piatti non li hanno assaggiati perché non hanno fatto in tempo, il nonno o la nonna se ne sono andati presto, o perché ormai sono illuminati da kebab, schifezze cinesi, eccetera. Mamma mia, e non ci sono mica soltanto quelli. Già che sono qui a parlarvi, stiamo esagerando un pochino, perché poi uno dice ma vabbè, è tutto un magna magna, ma qui non c'è niente da mangiare, e spero per voi che stiate preparando da mangiare mentre io parlo, sempre al ristorante La Loggia, in collaborazione con il salumificio al Berlinghetto, tutti i giorni da venerdì 22 novembre a domenica 1 dicembre, anche qui solo cena e festivi a pranzo, c'è la festa del Purcell. Per onorare Sua Maestà il maiale verranno servite le seguenti specialità: salame con la panna e polenta, soppressa con polenta e purè, costine con le verze e la polenta, grigliata di costine, coppa e salamine, stinco al forno con patate, cotechino con fagioli con cotiche e polenta. Ragazzi miei, il clima c'è quasi, segnate giù da venerdì 22 novembre a domenica 1 dicembre, siamo alla 4ª edizione, sempre al ristorante La Loggia di Rovato, che abbiamo capito, adesso lo stiamo conoscendo, è specializzato in queste squisitezze storiche, tradizionali, come la festa del bollito, che ci sarà dal 5 al 10 dicembre, gallina bollita ripiena, cappello del prete, soppressa, cotechino e lingua salmistrata. Sì, io sono uno dei pochi che vuole anche la lingua. Devo dire, i miei figli all'inizio guardavano e dicevano che schifo, adesso la mangiano e gli piace, signori. Grazie per queste segnalazioni. Al ristorante La Loggia ci siamo trovati benissimo con la festa della Lega qualche settimana fa, ci troveremo sicuramente bene a farci un giro ancora adesso. Me ne vado, certo che me ne vado, non prima di avervi ricordato, se siete leghisti e celoduristi, ragazzi, non potete mancare alla Soca Fest, la festa della zucca a Palazzago in provincia di Bergamo, presso l'area feste di Via Annunciata. Parte proprio questa sera, 30 ottobre, prosegue fino al 3 di novembre, si mangia e si beve in compagnia e poi si festeggiano i 40 anni di Lega Bergamasca. Da Sammy Varin per il momento è tutto, ma torno e come no che torno domattina alle 7:30.